Noi da oramai 17 anni organizziamo questa tournée dei giovani talenti che portiamo in giro per il Veneto e anche fuori a fare dei concerti di musica classica. Quest'anno sono 4 giovani artisti internazionali, ma la tournée quest'anno è dedicata alla cultura e alla musica armena, perché 2 di questi musicisti sono armeni, poi perché abbiamo fatto un accordo con l'Associazione Italia-Armenia. Il passaggio all'OIC è un passaggio che facciamo ogni anno, da un po' di anni oramai, perché è un'occasione per fare un momento anche di gioia, di cultura e di musicalità alta con gli ospiti delle residenze dell'opera. 4 musicisti sono appunto 2 armeni, un pianista, un clarinettista, una violinista francese e un fisarmonicista che viene dal Kazakistan, che ha vinto premi a livello mondiale, ma tutti sono molto bravi e tutti hanno partecipato a concorsi internazionali. Dopo la giornata di oggi avremo altri 4 concerti a Padova, Abano, a Badia Polesine, 3 li abbiamo già fatti e quindi con lunedì prossimo si conclude la tournée. È un piacere tornare all'OIC. Auguro sia a voi ma a tutti gli ospiti un buon ascolto e un buon concerto. Stasera noi siamo qua in questa accogliente struttura di Fondazione OIC. Siamo stati qua già l'anno scorso e ancora l'anno precedente. Questa esperienza è stata molto bella. Noi vogliamo presentare stasera i brani che il pubblico riconosce. Speriamo che questa serata sarà molto piacevole per i nostri musicisti e anche per i vostri ospiti. Un pomeriggio bellissimo oggi qui da noi nella residenza Pio XII, dove gli ospiti hanno gustato dal vivo della musica classica e quindi quando gli si regala musica in modo pieno così diventa tutto una grande emozione. Quindi un bellissimo regalo che la direzione OIC ci ha offerto, un grazie veramente speciale. I nonni ne hanno gradito in modo spettacolare, bellissimo. Giovani grandi talenti.